Amici di GD Ferro Team, benvenuti qui al Cubale, al centro storico di Padova, per la primissima selezione di apertura di Miss Principessa d'Europa. Questa sera le ragazze saranno tantissime, ben 17, che si sfideranno per vincere le 7 fasce che le faranno accedere direttamente alla finale regionale, e la prima classificata accederà direttamente alla finale nazionale. Restate connessi fino a fine serata per godervi le interviste con le Miss e soprattutto il mio momento con Stefano ed Ambra. A tra pochissimo! Allora iniziamo finalmente questa serata o no? No! Come l'abbiamo fatta? Invece di ricordo tutte le gambe ci dicono facciamo un 4 ore accademico, però va bene lo stesso. Vabbè, in ritardo posso dire che è colpa di Andrea Massaro. Ecco, facciamo allora abbiamo le selezioni di Miss Principessa d'Europa dell'anno 2026 per il Veneto. Iniziamo proprio da Cubale, ci ha ospitato questa sera, perché già ringraziamo il proprietario. E iniziamo anche benissimo perché siamo i detentori del titolo nazionale. Certo. E vogliamo ripeterci. Esatto. Un breve cenno del concorso, giusto per far capire anche al pubblico di cosa si aspetta questa sera. Miss Principessa d'Europa è il concorso di bellezza più trasparente d'Italia, fonte di Cibo Mediaset, e noi ce ne mangiamo tantissimo. Stasera avremo la bellezza di 16 Miss, se non sbaglio, perché è stato tutto un cambiare, prima sì, poi no. 16 Miss che non sono poche, e le vedremo appunto sfilare prima in abito elegante e poi in costume. Il primo è dedicato a tutte le nostre bellissime amiche. Esatto. Allora, spieghiamo un attimino intanto chi andrà a votare le nostre principessine di questa sera. Partiamo dalla presidente di giuria, abbiamo l'onore di ospitare Giulia Urbinati, collaboratrice di GD Ferro Team. Ovviamente abbiamo anche Mario Bonario. Abbiamo Paolo Cantiglio, presidente di Raglè, uno dei nostri main sponsor del concorso. Abbiamo Simona Franzoni, titolare del centro estetico Cocoalico del Sacco. Abbiamo Andrea Massari, rappresentanza del Cubab, con Barbara Destro, titolare del centro estetico White Lab. Andando sulla bellezza abbiamo 2 centri estetici di Padova. È giusto, anche perché andiamo a trovare proprio ovviamente il gusto dei centri estetici, perché ovviamente è un concorso di bellezza, però noi oltre che guardare la bellezza guardiamo tantissimo la persona delle nostre principesse, la personalità. Iniziamo quindi a presentare le nostre Miss in abito elegante. Presentate la concorrente numero 1, Angela Montrecola. La numero 2, Noemi Bucato. Andiamo con la concorrente numero 3, Francesca Confalone. La numero 4, Elena Castello.
Aurora Eritrea. Passiamo alla prossima concorrente, numero 7, Giorgia Scandamburlo. La numero 8 è Camilla Busato. Passiamo alla concorrente numero 9, Alessandra Fiorenza. La numero 10 Giulia Tonello. Arriva la concorrente numero 11, Aurora Colador. La numero 12 Valentina Calderana. Turno della concorrente numero 13, Giada Beyoncé Crisostome. Numero 14 Aurora Segato. Bravi, sono Affrontiamo la partecipante numero 15, Melissa Beslega. La numero 16 Anna Chiara Caru.
abbiamo bellezza sia estetica che canora, pensate un po'. Iniziamo allora con... Ragazze, siete pronte? Iniziamo, c'è già la musica in sottofondo, iniziamo quindi con la concorrente numero 1.
passato ovviamente l'entrata in abito elegante e col costume, pertanto adesso concediamo i nostri giurati, concediamo anche Stefano per la vostra grazia, così va, contate i voti, giustamente come presidente di giuria e con un altro giurato presente, perché è pur sempre un concorso trasparente. Saluto tutti i genitori, i futuri mister e adesso la platea d'onore. Prima di chiamare le ragazze vorremmo ringraziare lo staff, ovviamente i fotografi della serata, Paolo Stramale, Federico Monzon, Daniele Micheletto e Marco Secco come videolite. Video anche Mario Bonelli e Giulio Cucinati con Gigi Giacopin, Claudia e Giada nella direzione backstage, Mattia e Eros per la scenografia, Elena Pina ovviamente per la sua arte e l'intrattenimento musicale e ovviamente DJ Martino e Mr. Vicky per la E fare un grande applauso insieme a tutto lo staff del Cubano. Possiamo chiamare le nostre ragazze, le metteremo in un serpentone e inizieremo poi con le premiazioni. Stasera dovevano essere 6 fasce, in realtà saranno 7, perché le ragazze sono molto meritevoli questa sera, giusto? C'era qualche pari merito, perciò l'abbiamo giocata così, aumentando una fascia. Purtroppo sono solo 7, perciò alcune non verranno fasciate, però vi chiediamo di seguirci ancora. Mi auguro che sia stata comunque una bella esperienza. Stringi, Stringiamo, chiamale. devono uscire le ragazze, le facciamo uscire ovviamente con quindi ragazze. Allora, intanto è la fascia team, quella della nostra agenzia, e facciamo la numero la numero 10, Giulia Tomiello. Torniamo a fasciare Giulia Cucinati, la fascia per l'Italia, la concorrente È la numero 16, Anna Chiara Caru. la numero 12, Valentina Calderani. Classificata tra le griglie in finale nazionale arrivi a settembre, ma tutte le altre ragazze fasciate entrano di diritto in finale regionale al 5 agosto a Villa Moris a Cavargere. Le altre ragazze ovviamente le aspettiamo perché molto spesso, come le spiegavo prima, le ragazze in una selezione magari non prendono la fascia, in altre selezioni possono anche vincere, perché ovviamente dipende sempre dalla giuria, anche dalla serata, magari fa un po' più brillo.
Paolo, sei pronto? Vince la fascia da 3 la Miss numero 4 Emma Castello. Prima fascia estetica Cocoa. La numero 7, Giorgia Scatamburgo. Prossima fascia Miss Fotogenia. Vince La numero 5, Sara Busetto. Siamo arrivati al primo posto. Siamo arrivati quindi alla vincitrice. La numero 27, Miss Cougar vince la numero 11 Aurora Colorò. Abbiamo tutto lo staff del Cougar per aver ospitato, ringraziamo il nostro staff, ringraziamo le ragazze che ringraziamo tutte le vittime ringraziamo questa serata. e grazie a tutti i genitori. Un applauso forte a tutti i genitori che accompagnano sempre queste bellissime liste. Un applauso sempre a la possiamo correttamente. Applausi, applausi, applausi. Grazie. Grazie a tutti, buona serata! Amici di GD Ferro Team, la serata si è ufficialmente conclusa. Io direi di partire da subito con la sesta classificata. Avevamo anche una settima ma l'abbiamo perso un attimo per strada. Però noi non ci fermiamo, anche perché qua al Q-Bar la serata deve andare avanti e io devo per forza intervistare le miss. E partirei subito da Trebi Italia, che è la nostra bellissima e altissima Anna Chiara Caru, ho 21 anni, vengo da un piccolo paesino in provincia di Treviso, San Polo di Piave, studio all'Università di Padova. E cosa studi di bello? Sono al terzo anno di consulente del lavoro, Oh la madonna. che è un corso sotto giurisprudenza che poi mi permette di accedere ai 2 anni di giurisprudenza. Bellissimo. Dai, è una vita molto impegnata. Esatto. Come hai avuto anche il tempo di venire qua? Perché è stata un'esperienza bellissima e poi avevo voglia di mettermi in gioco Hai fatto benissimo. ed è stato molto divertente. Allora io adesso vi svelerò un segreto. Io, come ben sapete, ero presidente di giuria. Lei era una delle ragazze che era arrivata a pari merito appunto per il sesto posto e dopo c'era il settimo. È toccata a me la decisione a chi darlo questo sesto posto, quindi ho scelto Grazie te. mille, grazie Prego, mille. io spero vivamente che tu possa continuare con la tua Grazie, strada. grazie mille, Allora io spero ti anche. saluto e noi passiamo alla prossima Miss. Bene, noi proseguiamo con la nostra bellissima fascia di Miss Principessa d'Europa, Cocoa Estetica, che è la nostra bellissima Giorgia Scantamburgo. La nostra Giorgia la conosciamo, l'abbiamo vista sui nostri schermi veramente tantissime volte, ma per chi si è appena iscritto
dici qualcosa in più di te. Noi sappiamo la tua età, sappiamo dove vivi, perché appunto ricordiamoci che Giorgia ha 15 anni, vive a Favaro Veneto, fa la modella, è una studentessa, la biografia ce l'abbiamo tutta. Dici qualcosa di nuovo. Ho scoperto che mi piace cucinare. La Adesso per la mia famiglia, ma anche per gli amici, cucino di tutto, principalmente dolci. Mi interessano molto i dolci, però anche la pasta, quelle... Sei una futura pasticcera probabilmente. Mi piacerebbe, sì. Allora, noi siamo partiti con concorsi di bellezza, probabilmente la vedremo a Masterchef. Restate connessi perché non si sa mai, una miss a Masterchef. Sarebbe bello però, dai. Sarebbe molto originale. Sarebbe originalissimo. Allora noi ci vediamo la prossima volta, sempre qua da Miss Principessa d'Europa. Noi passiamo un'altra miss. Grazie. E noi continuiamo con Miss Principessa d'Europa, Miss Steen. E è qua questa bellissima bionda. Anche lei si è giudicata la faccia questa serata, ma chi sei? Quanti anni hai? Da dove vieni? Mi chiamo Giulia Tomiello, ho 15 anni e vengo da Breganze, provincia di Vicenza. Come sei venuta a conoscenza di Miss Principessa d'Europa e come mai hai scelto di partecipare? Allora, intanto ho scelto di partecipare perché mi piace molto il mondo della moda e mi ha contattato grazie a Instagram Stefano Casagrande. Bene, quindi diciamo che è stata anche una cosa molto fortuita perché ti sei aggiudicata una fascia e mai dire mai, perché le giurie cambiano di continuo, potresti magari anche vincere una fascia alla finale regionale e magari aggiudicarti la finale nazionale. Esatto. Era il tuo primo concorso? No, Ne avevi già fatti altri, però prima volta Miss Principessa. sì. Vabbè, abbiamo sondato il terreno, sicuramente abbiamo un anno intero davanti per poter continuare. Noi ringraziamo la nostra Giulia e proseguiamo con la prossima Miss. Noi proseguiamo con Miss Principessa d'Europa, sempre fascia Steam, una bellissima mora con gli occhi ghiaccio. Io l'ho vista dalla Giulia, l'avevo già vista che era bella, ma gli occhi non li avevo visti. Sei stupenda, tesoro, Grazie. complimenti. Chi sei? Da dove vieni? Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Mi chiamo Valentina Calderan, ho 16 anni, vengo da Pordenone e pratico equitazione sin da quando sono piccola. Quindi tu sei una di quelle classiche donne forti che portano bestioni da tonnellate. Il fidanzato ce l'hai? No. No, allora, futuri fidanzati all'ascolto, sappiate che mettersi con una cavallerizza è un po' più tosta del normale perché sono abituati a gestire cavalli, quindi non i pony, i cavalli, quindi ricordiamoci questa cosa. E non solo questo, ricordatevi anche tutte le altre miss che chi ha a che fare con animali di grossa mole, penso te lo possa confermare, ha diciamo una marcetta in più. Certo. Quindi occhio a tutti. Come ti sei trovata questa sera? Molto bene. Ti sei divertita? Sì, molto. Prima esperienza? No, ne ho fatte già alcune in precedenza. Sempre con Miss Principessa? No. Poi era la prima volta? Prima volta, sì. Vabbè, è andata benissimo, direi. Sì, Possiamo ufficialmente promuovere il concorso. Assolutamente. Lo consiglieresti delle tue amiche? Sì. Bene, allora noi ci vediamo sicuramente alla finale regionale. Perché sei obbligata ormai a partecipare. E noi proseguiamo con la prossima Miss. E noi andiamo avanti con Miss Fotogenia. Perché secondo me potremmo anche darle la fascia con la Miss più tonica e col fisico più scolpito della serata. La nostra bellissima Busetto Giada. Busetto Giada. Chi sei? Da dove vieni? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Allora, sono una studentessa, ho quasi 16 anni, li faccio il 2 agosto e nella vita il mio hobby è andare in palestra e comunque uscire con gli amici e partecipare a questi concorsi di bellezza. Quindi tu sei una persona, possiamo dirlo, molto inquadrata, che tiene tantissimo all'estetica e alla sua salute. Sì, moltissimo. Bene, dai, questo l'avevamo visto perché hai un fisico meraviglioso. Cosa ti ha portato ad avvicinarti al mondo dei concorsi di bellezza? Perché noi sappiamo che è già il secondo anno di fila che tu partecipi. Allora, ho fatto una prova e mi è piaciuto moltissimo partecipare, mi sono divertita, ho conosciuto nuove persone e da lì ho iniziato a partecipare a molti concorsi, però questo è il più divertente. È quello che fa un po' più ridere, perché con Ambra e Stefano lo sappiamo tutti, non si sa mai fin dove si può arrivare, però è sempre una pacchia e una gioia. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata sui nostri schermi. Sicuramente noi ci vediamo alla finale regionale e non potrai mancare. Noi proseguiamo con la prossima Miss. Noi continuiamo con la fascia di Daclè con la nostra splendida Emma, chi sei? Da dove vieni? Quindi vogliamo il nome e cognome. Instagram a scelta, se siamo single o non siamo single, vogliamo il fidanzato nuovo, non si sa mai. Cosa facciamo nella vita? Sogni nel cassetto. Allora, mi chiamo Emma Castello, vengo da Piovene
Attualmente lavoro in un bar, però sono perito meccanico. Meccanica! Ah, vedi? Mai Può sembrare strano, però... No, in realtà, sai, ormai al giorno d'oggi noi donne possiamo dirlo che siamo diventate più forti, ormai sono gli uomini a essere le principesse, quindi non ci si stupisce più di nulla. Esatto, poi nella mia zona, che sono verso Schio, c'è tanta richiesta anche di questo lavoro. E allora direi che il lavoro sicuramente non ti manca. Come hai conosciuto Miss Principessa e come mai hai voluto partecipare a questa serata? Ho iniziato con i concorsi l'anno scorso e non sono mai riuscita a partecipare a questo per vari impegni, anche perché a volte è distante da casa. Certo. Questa tappa era vicino a casa di una mia amica e allora mi ha detto vieni da me e organizziamo ed eccomi qua. E io direi che all'amica un magnum di prosecco dopo stasera è d'obbligo regalarglielo, perché ha portato no bene di più. Complimenti ancora tesoro per la tua vincita e noi ci vediamo con la prossima Miss tra poco. E Miss Principessa d'Europa, prima tappa, Q-Bar, è questa splendida mora che sicuramente dalla prima uscita avevo intuito che probabilmente avrebbe vinto lei. Bellissima, tra l'altro 24 anni, quindi possiamo dire la Miss più matura. La Miss più matura, assolutamente. La nostra splendida Aurora Aurora, cognome? Spolador. Spolador. Tu sei originaria di Padova o sei venuta in trasferta per riuscire a fare la tappa? No, sono di Treviso io. E quindi la trasferta l'hai Esatto. dovuta fare anche da me. Abbiamo fatto Esatto. tutti la trasferta stasera per poter partecipare, va detto. Sì, ho parlato anche con loro, uguale. Emozionata di poter partecipare direttamente alla finalissima? Sì, molto. Anche perché così alla prima tappa direi che è andata no bene, sì, di più infatti, sicuramente. infatti. Cosa fai nella vita? Io mi sono appena laureata, martedì. Giustamente un po' di riposo. Capito? Sì. Giustamente. E adesso abbiamo deciso, volevamo riposarci, facciamolo sì, un concorso così ci impegniamo poco, tac, vinto. Mi sa che non ci si riposa più di tanto. Come sei venuta a conoscenza di Miss Principessa? Allora, io ho conosciuto Ambra e Stefano quest'estate, sempre ad un evento, e mi hanno proposto di partecipare al concorso. Occhio lungo, Ambra e Stefano, va detto, va detto. Bene tesoro, io ti lascio andare anche perché comunque voi vedete tutto sempre registrato comodamente sul divano alle 2 del pomeriggio. Qua comunque quasi mezzanotte, quindi io le lascio andare perché sono dalle 7 di sera sui tacchi, quindi lascio riposare la nostra splendida Miss Q-Bar per Miss Principessa d'Europa, prima tappa. Complimentissimo ancora a questa splendida ragazza. E che dire, ci vediamo tra pochissimo con Ambra e Stefano. Amici di Ferro Team, abbiamo ufficialmente concluso la serata. Sono qua con Ambra e Stefano, i patron di questo splendido concorso. Signori miei, com'è andata questa prima serata? Ve lo dico io benissimo. Secondo voi? Voce della verità. Com'è andata? Bene? Possiamo dire qualcosa di diverso? Secondo me è andata egregiamente. Belle ragazze, bel numero, bella classifica, belle fasciate. Sì, E i presentatori? Allora, devo dire che la parte femminile bravissima, eccellente, eccelsa. La parte maschile 2 o 3 volte mi ha un po' impallato le telecamere, però è andata benissimo. Tipo quando mi hanno fasciato la prima classificata. Stefano, sì, andiamo, io che lo tiro indietro per la camicia. Quando parla, tipo così, non so, Rayman. No, i presentatori direi che sono spettacolari, perché avere i patron che anche presentano secondo me è una rarità. Sì, noi abbiamo deciso così perché sennò non si ricordava nessuno di noi. Cioè, proprio detto pari. Però in realtà ci divertiamo tanto. Sì. Beh, io non vedo. Secondo me voi potreste andare benissimo o alle Iene o a Zelig prima o poi, perché fate morire da ridere quando presentate. Tu a Zelig che alle Perché sono Però secondo me anche la Iena vi verrebbe al bene. posto dei piedi stasera vuoi mettere? Ma che male i piedi, ragazzi, che male. Ricordatevi che tanto belle, tanto alte, però abbiamo tutti i trampoli che poi fa male. Vabbè, però è andata bene. È andata benissimo, però ora si Abbiamo parlano di letto- cose serie. Sì. Vuoi sapere la prossima Io tappa? voglio tutti gli spoiler possibili di quest'anno. Allora, Ragazzi, io vengo qua sposi solo tu? per quello. No, quest'anno no. Io no. Non ancora. Dov'è? Non so se si sente. No, sentiamo solo noi. No, ho detto Tu una vuoi parolina. sapere qualcosa di concorsi? Io voglio assolutamente sapere Miss Principessa d'Europa quest'anno come andrà. Dici?
Ma allora, intanto quest'anno abbiamo 7 tappe. L'anno scorso ne avevamo 5, quest'anno ne abbiamo 7. Quindi Ogni abbiamo già anno 2 in più. aumentiamo sempre un po' di più il nostro esaurimento. Possiamo già dire dove facciamo la finale regionale? Beh, certo. La Abbiamo sapevo. cambiato location, quest'anno siamo a Villa Momis a Cavarzere. Bellissima, una quindi- villa storica che ha ospitato finali di grandissimi concorsi, Esatto, ragazzi. esatto. Cioè, Ci hanno supplicato di essere presenti. Esatto, in mezzo alle fontane. Io mi ricordo, c'è anche con Miss Grand Prix, Miss una ragazza per il sì. cinema, Sì, Miss sì. Italia, cioè io guarda che li ho fatti tutte le finali. Io Esatto. sono vecchia, ma io la Ambra, quando ancora là si facevano le giovani. finali. Ha detto Era- io e la Siamo Io giovani la- nei ricordi. Io e la Ambra, noi abbiamo fatto là le finali quando ancora si È facevano vero. là, ti ricordi? Quando Era c'era il bellissimo. presentatore simpatico, intanto. Era Pigna. Un saluto a Pigna, un saluto Sì, che esatto. ci segue. No, ma lì io ero anche con Esther, con Red Carpet. sì, assolutamente. Sì, hanno calcato tantissime passerelle Sì. in quel Sì. e Io quindi non abbiamo vedo l'ora voluto di vedere la cambiare. vostra, sono sincera, perché la vostra finale dell'anno scorso mi è piaciuta tantissimo, non vedo l'ora di vedere Sì. quest'anno. Beh sì, sarà da ridere sicuramente perché ogni volta, ogni selezione accade qualcosa. Prima L'Ambra in acqua Prima ad quest'anno. esempio sono eclissata un attimino perché avevamo perso gli abiti dorati. Dove sono sti abiti dorati? Li abbiamo portati noi. Dove sono? Alla fine erano nel camerino delle ragazze, sotto tutta la roba delle ragazze. quindi Giustamente. E È quindi per quello che mi ha fatto lavorare e chiamare le ultime miss. Poverino, Che sudata. gli hai fatto fare quel quarto d'ora in più da questa solo. pagnotta guadagnata, È non sa vero, fare. è terribile, terribile. Vabbè, io direi di annunciare la prossima tappa. Assolutamente che sarà sì. Dobbiamo ancora decidere. Allora ne abbiamo, in realtà abbiamo riempito tutto giugno. Siamo in Perché trattative. ci vediamo largo noi. Siamo in trattative per Abbiamo buttato maggio. lontano. Perché maggio dobbiamo capire bene dove andare, cioè vorremmo una location che ne valga la pena. Certo. Ce l'abbiamo No, già. Però abbiamo delle sorprese ad aprile e a maggio. Ah beh certo, sì, che Glielo diciamo. sfilate, No. abbiamo sfilate, Ah. noi ovviamente portiamo adesso. E non invitateci di Ferro Team. Beh, Mario, Se abbiamo le date libere. lo vedo molto convinto. Vabbè, ma Mario, con Mario poi ci parlo io, Però voi non vi Mario, andate a guarda che preoccupare. è di pomeriggio. Mario, quindi riesci ad andare a nonna presto? Pomeriggio. Sabato, esatto, 3:30, 4:30. Dai Mario, forza, ti porto Ah, sì, ma lo mettiamo ti anche a porto il sfilare. termos da 2 litri di caffè. Allora, Lo tengo posso. sveglio Io così. anche. E abbiamo selezionato, perché questo è il compito che abbiamo noi, 5 bellissime miss e 5 mister. Ambra sappiamo che ha un talento di solito per scegliere i mister, perché mi ricordo ancora gli albori li sceglievi sempre belli. Hai sempre fatto dei bei Sì, casting una volta. te. Guarda, quando la posso qualità era un dire, po' più alta, posso dire che scarseggiano Sì. i misteri Sì. e rispetto alle mister ne scarseggiano proprio Ma tanti. sai anche cosa? Noi seguiamo anche alcuni concorsi che provano a portare la parte maschile. Oh, ma tirarli fuori dal guscio, quelli là, è impossibile. Quelli che vengono, diciamo che è molto sull'accontentarsi. Ma sai che sono più timidi, molto più timidi meno proattivi delle ragazze. Ma sai Cioè, com'è? hanno proprio- In questo periodo storico ormai gli uomini sono diventati delle principesse. Sì, davvero. Sono sì, incredibili. infatti. Noi le Potremmo farli principesse sfilare qua, le vogliamo dici? al Esatto, femminile. Esatto, non ci Considerando piacciono Considerando quelle al che maschile. stavolta avevamo anche una 14enne, tanti volti nuovi, molto importante, tornando alle principesse. Sì, esatto. Tanto adesso il Sì, concorso beh, comunque è bello adesso perché avete conosciuto. ogni anno, ma poi è bello perché voi comunque avete aumentato le tappe, però ricordiamo che vi ha aumentato anche tantissimo l'affluenza di ragazze. Sì, cioè voi sì, ogni anno avete un bellissimo riciclo, comunque ricambio di ragazze, non è che sono sempre le stesse, no, cambiate poche molto. sono. Allora, ci seguono, abbiamo No, delle esatto. veterane No, che le ci veterane seguono. sì, Anche però non- stasera abbiamo la fortuna di una ragazza che è 3 anni che ci segue. Sì, però voi non avete solo le No, stesse abbiamo per anno in fortuna anno, abbiamo un fortunatamente. turnover di ragazze. Siete quello fortunati, sì. si vede che c'è un bel lavoro dietro. E anche tante alle prime armi in realtà, quindi è bello perché si fidano di provare insieme a noi, Di me, ce le si fidano coccoliamo di me, un po'. perché se fosse per lei. Sì. Però c'è mamma. Vero Giada? La parte buona, la parte cattiva, Infatti, ti sta non dipingendo ascoltare. malissimo, ti sta dipingendo. Ma no, Poretto, non ascoltare quello che dice Stefano, tu bypassa direttamente. Amici di Ferro Team, purtroppo il locale, che è un bellissimo locale appunto nel centro storico di Padova, il Ci manda via Cubar, adesso.
non ci manda via, però si sta abbastanza riempiendo. Noi siamo in un punto un po' infelice, abbiamo una coda fino all'ingresso anche per farci salutare. Quindi direi che, ragazzi, diamo la buonanotte. Assolutamente, ci vediamo alla prossima. Ci divertiamo tantissimo. Fino a domani mattina. Prossimamente faremo una puntata del podcast con Ambra e Stefano, dai. Vediamo se riusciamo a organizzare, vediamo. Grazie Dove Giulia. non servono i tacchi. Esatto, sul E mio grazie divano. Mario. Eh sì, è il podcast in salotto. Sono. Eh Cos'è sì, che? un podcast in salotto. Bellissimo. Dai, ok. Sì, fatta. Facciamolo. Organizzeremo, riusciremo a trovare Ambra e Stefano con un buco libero nei loro 1000 impegni. Sì, no. Vabbè, ci offri il caffè? Vi offro il caffè. Se Vediamo. ci sono i pasticcini anche domani mattina. Già Ah, sento. e domani mattina la signorina qua lavora. Sento l'odore. Va bene, dai. Amici grazie di Mario, Ferro Team. grazie Giulia, sei un tesoro. Grazie a voi per volerci sempre. Grazie, Mario. Buonanotte, alla prossima tappa di Miss Principessa d'Europa. Ciao, buonanotte. Ciao ciao ciao.